Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Siamo su Formula 1, siamo a Hungaroring. Fio in 16° posto in griglia. Ha fatto solo un giro, poi ha fatto un incidente. Lasciamo perdere, veramente un disastro. Previsione che il sole è pieno, non lo so. Dopo Silverstone tutto è possibile, però dobbiamo fare una gran gara per recuperare, perché dopo non c'è passo. Comunque ho sforzato, ho fatto l'incidente, esco sempre gli ultimi minuti e non c'è stato più niente da fare. Vabbè raga, andiamo, Gran Premio d'Ungheria. Beh ragazzi, andiamo per la rimonta impossibile, ma dopo Silverstone, dopo una vittoria memorabile nella gara più sfavorevole per il Cume, tutto è possibile. E andiamo a superare subito Verline. Stiamo baciando lo sponsor Pirelli, ciao Pire. E adesso vuole la staccatona impossibile. Bravo Cume. Nona position. Attenzione, qua devo andare all'esterno perché Bora Vardio, Vara Bottas. Guarda quanto mi ha fatto perdere Valtteri. Il classico porco di Valtteri, che è una figa dimorosa, però vaffanculo. Ci devo rischiare il sorpasso arriva molto bene, qua vado un po' lungo. Quella miscela grassotta possiamo fare bene dopo delle qualifiche inguardabili. In prova libera non è andato male, però ho fallito miseramente in qualifica. Siamo settimi per il momento, non c'è un passo strepitoso qua, però in gara sappiamo sempre che il Puma riesce un po' a recuperare rispetto alle qualifiche, però i 16esimi non sono accettabili. La 16esima posizione non è accettabile per la Ferrari. Devo assolutamente sviluppare la terza attacca del motore, perché abbiamo ancora il motore a 2 ragazzi, la nostra power unit, il motore, tutto fa schifo. Non c'è un componente al massimo comunque. Alonso in testa, bene. Si vince Alonso, così che punti agli altri. Comunque noi ci stiamo stabilizzando al 7° posto. La prima parte del tracciato è quella favorevole per me. Primo giro andato senza problemi per nessuno. Occhio Cume. Questi sono i punti come indiani. Attenzione Daniel Ricciardo, io provo l'interno sul Richard. Vado lungo, però vado molto lungo. Non mi dà l'avvertimento, per fortuna. Però non possiamo più fare sta roba. Concentration, dai. Cazzo, tira fuori il sorpasso su Verstappen, sarà dura, Sarà molto dura su Max, ma noi ci proviamo. Comunque Alonso sta un po' rallentando tutti, nel senso le McLaren sono forti per carità, ma non sono le Mercedes. Quindi questo è sicuramente una cosa vantaggiosa. Anche perché il mondiale è aperto, Hamilton 148, Cume 143. Per la vittoria di Silverstone ho riaperto tutto, anche perché Hamilton ha fatto cagare, Alonso sempre in testa. Cioè il giro record del Cume, ma un po', sì, diciamo un po' beffatto un po' fasullo, diciamo. Comunque sono andato un po' lungo sulla culo, tanto grandissimo sorpasso su Verstappen. Scusate se sto commentando un po' da culo, ma un po' stanchino ed è tardi. Però voglio giocare a Formula 1 e fa culo un po' che non registro F1. Stiamo spingendo tanto quella miscela grassotta. Ancora, qua però vado sempre un po' lungo. Però stavolta dai non mi ha aiutato, ho anche sbagliato qua, dai, per fortuna. Qua bruttissimo errore del Kuma, che perdo terreno. Ericsson ha un problema, quindi rallenterà. Vettel è molto indietro oggi, Noi siamo in quinta posizione, perfetto. Siamo in piena lotta per il podio.
le gomme sono al 24%, buono. Miscela standard e andiamo. 35 giri di panico, raga, con la standard sicuramente non riusciamo più a recuperare un cacchio. Devo spingere di più comunque, non stiamo guidando male, pensavo peggio. Li aumento dopo, non preoccuparti. Dai raga, siamo primi e secondi, ma chiaramente non quadra di box, anche Vettel perché ha messo le medie. Gara che se non succede qualcosa di strano la finiamo anche fuori dei punti, secondo me. Male, non bene purtroppo. Ho voluto qua ad allungare il tutto, ma per sperare in una safety car magari per come si dice in questi giri qua, ma non è sempre Natale purtroppo. E adesso dovrei uscire 14esimo dai box. E infatti, mamma mia. Addirittura 15esimo. Evviva! Mamma mia, one disaster come one disaster. Miscela grassotta. Ho provato a sperare in una safety car, che però onestamente non è che posso sempre sperare in queste cose, cioè mi è andata bene tante volte. Hungaroring non è di certo una gara favorevole, solo loro chiaramente hanno problemi con le gomme medie, sono strausurate. Vorrei fare qualche sorpasso per lo spettacolo, dai. Però la zona punti purtroppo la vedo molto molto improbabile. Non è nessun ritiro, gara regolarissima, anche troppo. Quindi è strano perché le gare del Come non sono mai regolari e piatte, di solito sono sempre gare pazzoidi. Ci stiamo prendendo qua Verstappen 14esimo comunque, ma Verstappen allora, ha già fatto la sosta Verstappen, perché era vicino a me, l'ho superato nei primi giri. Tanto vai box, Chiat, ci prendiamo la 14esima piazza, ragazzi, che bravi. Cioè volevo fare super soft, super soft. Praticamente cioè, dove ho fatto 10 giri, mamma mia. Malettone rimane integro per fortuna. Devo fare tanti giri però con queste. Mamma che sorpasso, la stiamo rischiando forse un po' troppo. Gran sorpasso, qualcuno ha fatto veramente un bel sorpasso. Sono molto fiero. La vado un po' lungo, no, per fortuna bene. Due ottimi sorpassi su Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen. Stiamo sfruttando la miscela, ma adesso Ricciardo la miscela purtroppo come la nostra, e sa comunque una Red Bull. Di mescole pari, lungo qua, lungo. Però a traffico davanti, questo può essere positivo, sono in battaglia. Vettel in prima posizione, comunque incredibile, con le medie sta tenendo un ritmo veramente buono. Come vedete che le Ferrari hanno nelle gomme medie la gomma migliore in questo tracciato, però non lo so, vediamo. Distanza dal compagno di scuderia 17,9 secondi. Chiaramente se non ce la faccio arrivare gli ultimi 10 giri con le super soft, vado di medie. Possiamo prendere davanti due Manor, il buon Daniel. Me li posso pappare tutti quelli. Me l'ha data. Meno male, che culo. All'ultima, alla prossima squalifica, ragazzi, Cioè penalità.
Buon sorpasso. Buon sorpasso su Ricciardo. Non posso più permettermi neanche il minimo taglio però, ragazzi, Mamma mia, che rischi. Adesso il ritmo anche buono, con la miscela elevata poi c'è sempre un buon ritmo, però bisogna capire la durata delle soft. Tanto vai in box una delle due mano, bene, così non ho troppo traffico. Qua abbiamo Overline, siamo decimi, mi fa piacere. Arriva un altro sorpasso, buoni sorpassi finora, questo lo possiamo dire. Nono posto, e anche Perez ha la mescola più lenta rispetto alla mia. Però vuol dire che nell'ultimo stint, se non riesco a tenere lungo con le soft, io ho le medie, tutti gli altri hanno le soft, quindi sarà durissimo l'ultimo stint. Bah. No, mamma mia, non l'ho toccato, non so per quanto varrà Perez. Grandissimo. Che esternazzo, signori. Questo mettendo a segno bei sorpassi, però quello sì. Per i miei standard sono più che buoni. Molto good, molto good. Sul secondo stint mi ha fatto molto bene. Anche Palmer era la miscela più scarsa, cioè la mescola, scusate. Però non dopo noi, per noi l'ultimo stint sarà veramente un problema. Hanno messo tutti la mescola media. Attenzione, safety car in pista e Perez ritirato, si è ritirato, questo è un buon vantaggio. Aspetta, tanto rallentiamo, cazzo. E adesso andiamo adesso, sì, devo per forza andare ai box. Metto ancora le soft. Cioè in realtà un bel dubbio, no, metto le soft. No, merda. Ok. Un culo anche il delta. A sto punto mettiamo 1 o 2 giri, potevo fare comunque. Vai, dopo tanto sono con il regime di... Ci siamo? Ok. Andiamo ai box, devo approfittarne, ragazzi, cioè. Perfetto. Adesso chiaramente stiamo attenti a non consumare le gomme, cioè gli ultimi giri, ragazzi, saranno penso da panico, però spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Va bene. Ci devo andare a prendere subito la safety car. Purtroppo non potevo mettere, ragazzi, le super soft, erano impossibili da tenere per tutti quei GDC. Comunque mettiamo, esce al 25esimo 10G, non lo so, forse ho sbagliato, però mi sono più tranquillo con le soft. Comunque più sta meglio è. Adesso devo comunque correre per andarli a prendere. Siamo settimi comunque. Non potevano andare ai box, l'occasione è troppo ghiotta. Ringraziamo Checo Perez. Una gara comunque che era veramente, ragazzi, troppo piatta. Si ravviva con il ritiro di Perez. Eccoci qua. Ok, siamo sesti.
box, mantenere le gomme veramente in maniera non pulita di più. La safety car è pronta a rientrare, miscela grassa. E andiamo, raga. Secondo me davanti qualcuno non è andato ai box, ho questa sensazione, ragazzi. Ho questa leggerissima. Dai che andiamo, dai che andiamo. E si riparte, ragazzi. 10 giri. Con il 10% di usura possiamo farcela abbastanza tranquillamente, secondo me. Con le... adesso è una grande occasione però, Adesso è veramente una bella occasione nel corpo a corpo così, mamma mia. Non ci credo, qua sbaglio in maniera brutta e perdo anche con le usura che tanto la gomma. Vabbè. Che secondo me tanti non sono andati ai box, lo so, se è così. Attenzione, cosa succede? È successo qualcosa che però nessun ritiro, nessun problema, ok. Andiamo a scappare via, cazzo. No, no, sti errori, come sta calmo, come stai calmo, Cristo santo. Che sprechi anche gomme così. Vedi. La calma in certi momenti, a volte ce l'ho, a volte no. Se ne stanno andando purtroppo. Se ne stanno andando, ragazzi. Le ho già usurate tanto, ma sicuramente con le super soft era impensabile. Siamo sesti. E per carità, per come siamo partiti, 10 posizioni sono anche tante. Però la safety car mi aveva dato un'occasione d'oro. Speriamo che magari qualcuno ancora con le gomme vecchie, dai. Per rosicchiare altre posizioni. Sto guidando di merda adesso. Mamma, sto guidando proprio male. Ma il lettone è rotto, qualcosa che non va? No. Non c'è più feeling con la Ferrari. Dai, fioi, dai. Dai, piccolo cubo, regalaci il Daydream. C'è bisogno del Daydream. Nessuno va ai box purtroppo. E un altro giro se ne va. Ma possiamo tenere la miscela grassa fino alla fine. Certo che è vero che se loro vanno ai box poi mettono il super soft, però è chiaro che secondo me non riescono dopo a recuperare. Non lo so. Come è impossibile, però tutti i box mi sembra strano. Perché è vero che anche o hanno risparmiato le gomme e possono arrivare in fondo, non lo so, però mi stanno massacrando, come per carità, allora hanno un ritmo superiore. Questa non è una gara favorevole, io faccio sbavature a nastro e fin qua ci siamo, però non mi convince il fatto che nessuno, per me non sono andati tutti ai box, per me qualcuno va ai box fra 2 o 3 giri. Questa è la mia sensazione, speriamo. Però sto perdendo veramente tanto, Mamma mia, loro sono anche in battaglia tra di loro. No good, come no good. Palmer però comunque debita distanza. Gara proprio strana questa, Tanto compagno di box Vettel ai box. Sì, quindi intanto Vettel ai box e mi pappa un'altra posizione.
È vero che mettere super soft, però non è lontanissimo, Sarà molto molto dura, sarà molto molto dura, mi recupererà tantissimo e manca ancora 7 giri. Sarà un'impresa disperata, ragazzi. Devi tirare come un porco, come se vuoi portare a casa una bella posizione e rimanere sempre in lotta per il mondiale. La gara di Silverstone mi ha dato tanta carica, ragazzi, proprio perché è una vittoria inaspettata, impossibile da prevedere. Il tracciato che odio di più in assoluto. Ho 4 secondi da Ricciardo e adesso vediamo quelli davanti. Qualcuno va ai box, il leader della corsa va ai box. Jenson Button va ai box, però mette anche lui il super soft, chiaramente. In due va nei box. Rosberg in testa, noi siamo terzi. Bisogna capire se è fattibile l'impresa. Cerchiamo di capirlo tutti insieme, raga. Chiaramente non deve più arrivare a safety car, se arriva è finita. Le mie gomme come stanno? 37%, mancano 6 giri, insomma. Mancano ancora tanti giri purtroppo. E adesso abbiamo i primi 3. Rosberg, Hamilton, Alonso, no, Button, non lo so. Che teso, ragazzi, una tensione incredibile. Tutti ai box, merdaccia. Rosberg comunque secondo. Rosberg ai box, no, allora non lo so, qualcuno ai box. Alonso primo. Rosberg ai box. Rosberg ai box. Siamo secondi. C'è Alonso in testa. Non ci voglio credere, ragazzi. Sicuramente appena ritirato Bottas, chiaramente siamo primi, superato Alonso ai box, ma è arrivato Button, stanno arrivando tutti. Questo è un duello impossibile, a Silverstone ce l'ho fatta, qua la vedo molto dura. Io le gomme usurate, finite, loro freschi, loro anche la miscela migliore. Button è arrivato in 2 giri, mi ha preso. Bravo Button, mi piacerebbe finire almeno in zona podio. Che McLaren, ragazzi, però le McLaren... Anche Roman Grosjean fuori. Io comunque ci provo fino all'ultimo, ragazzi, con il cuore, perché come lo sapete il cuore non manca. Foratura per Seb, mamma mia. Qua c'è Bottas, è andato. Basta Button, chiaramente è andato, quindi Button vince la gara. Noi possiamo arrivare terzi, sì, infatti con Alonso mi difenderò fino all'ultimo, però addio lungo. Sbagliato tutto. Va bene, mi passava comunque. Va bene il terzo posto. Ultimo giro, cerchiamo di... Vorrei che rischiamo anche noi però, perché il 75%. Strano. Grosjean me l'ha parcheggiata là. Non sapevamo Hamilton. No, ecco, davanti a Hamilton dobbiamo stare però, Voglio il podio, voglio stare davanti a Gigi. Comunque strategia azzeccata, Motorsport Manager ormai mi ha messo proprio la strategia addosso. Almeno in un gioco di guida siamo profi, anche se è gestionale.
Mamma mia, qua un po' lungo. Non la tengo più, ragazzi. Non la tengo più, no. Gigi è arrivato. Anche Gigi è arrivato, No, però Gigi non lo faccio passare, non mi interessa. Sempre correttamente, ma Gigi non può passare. Gigi non deve passare. Tanto Button si lancia per il mondiale in maniera veramente pesante. Mamma mia, sembra rischio foratura. Mi ricordo ancora il secondo posto in Brasile dell'ultima gara dell'anno scorso, una beffa atroce. Dai, penultima curva, questo vale come una vittoria, sto podio, eravamo 16esimi, signori, 16esimi, e grazie anche alla safety car vince Button, ma noi forse arriviamo terzi. Yes! Grande impresa. Un giro in più e ciao. Ottimo terzo posto, il Cume c'è, signori, il Cume c'è. McLaren comunque stellari, doppietta McLaren. Veneziano terzo. Siamo secondi nel mondiale a soli 2 punti, ma Button mamma mia che lotta a 3 per il momento. Hamilton, Veneziano, Button contro 2 britannici sono. Sarà dura. Sì, grandissimo. Come nella costruttori siamo terzi. Tutti vicini. Raga, sotto il comandante veneziano mondiale meraviglioso. Ciao!